Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Nella scuola primaria di Ollastra si è inaugurata la mostra conclusiva del percorso didattico ispirato al racconto L'incendio nel Bosco Grande di Monica Pais. Un momento intenso e partecipato alla presenza delle famiglie, della comunità, delle autorità civili locali, del dirigente scolastico Giuseppe Scarpa, del sindaco Osvaldo Congiu, della presidente dell'associazione sarda che si occupa di soccorso e cura degli animali randagi, Effetto Palla, che insieme hanno voluto onorare il lavoro degli alunni e delle insegnanti. La mostra allestita dagli stessi bambini è il frutto di un cammino educativo che ha intrecciato lettura, osservazione, riflessione e creatività. Un percorso che ha saputo trasformare la storia di una piccola volpe ferita dall'incendio del Montiferru in un'occasione di consapevolezza collettiva sulla fragilità del bosco, sulla forza della rinascita, sul valore della cura. Attraverso disegni, testi, installazioni e oggetti, i bambini hanno raccontato il mondo animale e la natura con uno sguardo empatico, rispettoso, capace di accogliere il punto di vista dell'altro. Ogni passaggio del lavoro ha tenuto conto delle diverse abilità e sensibilità di ciascun alunno, secondo i principi fondanti di una pedagogia inclusiva che non chiede di correre, ma di camminare insieme. L'educazione alla cittadinanza animale promossa da Effetto Palla con il sostegno della Fondazione di Sardegna e il coinvolgimento del comune di Ollastra si è rivelata strumento potente di formazione civica, ambientale e affettiva. Un'educazione che non si limita a trasmettere contenuti, ma che insegna a prendersi cura degli animali, dell'ambiente, delle relazioni, dei tempi e dei silenzi. La scuola in questo progetto si è fatta luogo vivo di comunità e la comunità ha risposto con ascolto, presenza e gratitudine, perché educare alla cittadinanza animale significa educare alla gentilezza, alla responsabilità, alla giustizia. Significa insegnare che nessuno è un rottame, che ogni essere vivente ha diritto di essere visto, accolto, rispettato. La Ollus Effetto Palla rinnova il suo impegno per portare nelle scuole, nei territori dell'isola, tra i professionisti e le famiglie, un messaggio di cura che non esclude nessuno, perché solo una società che sa prendersi cura è davvero civile e solo una scuola che sa ascoltare è davvero educativa. Lavorare con i bambini è sempre edificante, ma far emergere i sentimenti più intimi è ancora più importante in un tempo in cui tutto scorre. Sì, allora è stata un'esperienza, come d'altra parte quella che abbiamo fatto anche in precedenza, molto bella e coinvolgente. I bambini si sono spesi in tutti i modi possibili e immaginabili e hanno davvero
fatto emergere quello che è nel profondo del loro pensiero, a volte in modo molto semplice, ma questa semplicità ha dato ragione di tutto quello che abbiamo fatto, i disegni, le riflessioni, i confronti orali, la partecipazione attiva per ogni realizzazione che qui è presente, ma è la punta dell'iceberg, e con Simona ce lo siamo dette. I bambini sono una meraviglia e noi non possiamo che essere orgogliosi di aver fatto qualcosa con loro. Grazie davvero a tutti. Grazie. Una scuola inclusiva che accoglie tutti i linguaggi. Beh sì, accoglie tutti i linguaggi perché tutti no, però cerchiamo di lavorare su tanti linguaggi. In questa mostra per esempio abbiamo lavorato sulle immagini, che è già un linguaggio, oltre che sulle parole. Abbiamo lavorato con la comunicazione aumentativa alternativa, che è una lettura facilitata che serve per aiutare i bambini e raggiungere con i loro tempi i loro traguardi. Abbiamo lavorato con la scrittura Braille, perché stiamo facendo un percorso, un progetto per imparare il Braille, affinché i nostri bambini imparino il Braille, e quindi magari poi aggiungeremo altri linguaggi se sarà necessario, però è quello che un po' dicevo stamattina, proviamo a rispettare il bisogno di ciascuno all'interno di un sistema che rispetta i bisogni di tutti. I bisogni di tutti. La scuola, si parla di una scuola azienda, di una scuola che si professionalizza, ma poi il cuore continua a battere o deve battere. Poi si parla di educazione sentimentale. E non lo scopro io. Le neuroscienze ci stanno spiegando, ci stanno dicendo che gli apprendimenti più significativi arrivano quando siamo felici, quando l'aspetto emotivo è più favorevole. A quel punto creare una scuola dove si sta bene, una scuola dove si è felici di andare a scuola, dove si è felici di imparare, sicuramente produrrà degli apprendimenti significativi, capaci anche di sostenere un processo di crescita formativa più importante. Deficit d'attenzione è una delle cose uno degli elementi, no, delle problematiche che stanno connotando non solo il mondo della scuola ma anche il mondo degli adulti. All'attenzione si risponde con l'apprendimento emotivo. Si risponde con l'apprendimento emotivo e si risponde con la cura. Mi viene da dire, perché si risponde sostenendo le difficoltà, accompagnandole, non giudicandole e cercando di rispettare quelli che sono i tempi. Per esempio nel disturbo dell'attenzione che hai citato è molto facile che i bambini siano oberati, bersagliati da tantissimi stimoli ormai, dai media, dalle tecnologie. Il nostro compito a scuola è quello di aiutarli a rallentare il loro processo di osservazione e a osservare la realtà da tanti punti di vista, con i tempi necessari alla crescita. E anche ascoltarsi, no? Ascoltarsi, certo, ascoltarsi e ascoltare ed ascoltarsi. Ecco perché parlavo di cura, perché la cura, dentro la cura ci sta l'ascolto, ci sta l'attenzione personale, non soltanto l'attenzione al contenuto, ma l'attenzione alla persona che si interfaccia col contenuto. Educazione alla prevenzione, educazione all'attenzione e al rispetto. Sì, è sempre un po' emozionante e anche difficoltoso l'approccio con i bambini, perché coi grandi sai come comportarsi, con i bambini bisogna sempre trovare tipologie e situazioni esemplari che possano capire. Sì, purtroppo la realtà ormai la conosciamo tutti, degli incendi, della tipologia, la Sardegna è particolarmente toccata per questo, quindi ho voluto proprio portare l'esempio ai bambini sulla conoscenza del numero unico 112, che ormai è il numero unico per le emergenze, per già da piccolini magari dirottarli su una situazione di conoscenza per affrontare un'emergenza anche di qualsiasi tipo. La prevenzione passa attraverso la comprensione delle nostre azioni, delle conseguenze delle nostre azioni, la cura della...
La prevenzione è basilare in tutte le tipologie che appunto riguardano la prevenzione incendi gestita dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In questo caso l'incendio boschivo è particolarmente toccato. La sensibilità in questo campo va ai sindaci che entro un periodo dell'anno devono pianificare un piano antincendio, ma soprattutto di pulizia e ripristino delle aree più colpite e soggette a eventualmente incendi. Una comunità che accoglie proprio un po' prima di San Sebastiano, la pulitura del bosco è un momento importante per il paese, il grande falò che raccoglie tutti quanti, ma i bambini che vengono educati al rispetto dell'ambiente. Eh sì, è stata una bella esperienza che ho vissuto oggi, poi ho anche seguito tramite le informazioni che c'era questo progetto, che mi hanno chiesto cosa ne pensavo, e ben felice di aiutare i bambini a conoscere la natura e capire la grande importanza che essa ha, quindi il rispetto del bosco, perché è fondamentale. Se non si rispetta il bosco, la natura va a morire e avremo sempre delle difficoltà, quindi è giusto che i bambini conoscano la natura e l'importanza che essa ha al riguardo. Per quanto riguarda i festeggiamenti di San Sebastiano, il nostro patrono cade proprio in questo periodo. Si festeggia il patrono il 20, però si festeggia il patrono il 20, il falò come tradizione anche per gli altri santi si accende il giorno prima. C'è la grossa partecipazione di tutto il paese, anche questi bambini nel loro piccolo, se riescono, vogliono andare in montagna a aiutare a pulire il bosco per procurare la legna per allestire il grande falò. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. L'incendio del Bosco Grande è stato oggetto di laboratori con i bambini della scuola primaria, lettura inclusiva, scrittura creativa, lettura condivisa e poi una mostra con tutti i loro lavori. Inclusione, la parola chiave. Il lavoro di inclusione che ci piace fare è un lavoro di inclusione a 360 gradi, nel quale cerchiamo di inserire il rapporto con il resto degli esseri viventi. Quindi i bambini sono un laboratorio eccezionale, vivace e sensibile per parlare di tematiche di salvaguardia dell'ambiente, di biodiversità e di animali. E questo, lavorare nelle scuole e soprattutto in questa scuola che ha accolto tra l'altro la prima uscita di un progetto importante che stiamo portando avanti, sempre basato sulla storia dell'incendio del Montiferru, è un lavoro tratto da un libro scritto, un libro vero, scritto da una volpe che è sopravvissuta all'incendio e quindi è stato un bellissimo progetto con dei bambini che sono stati coinvolti e hanno realizzato dei lavori veramente deliziosi e che raccontano esattamente che tipo di sensibilità può essere non risvegliata, perché i bambini ce l'hanno, ma fatta crescere in menti e in cuori ancora liberi da sovrastrutture adulte. Quindi il progetto è molto bello, dobbiamo ringraziare chi l'ha ideato, sebbene l'associazione Effetto Palla sia attiva nelle scuole da sempre, è un nostro pallino, è un nostro pallino. Noi crediamo sinceramente che animali e bambini siano ancora molto simili e si possano creare dei ponti solidi tra gli uomini di domani e gli animali di sempre. Dei lavori che è stato fatto con le bambine e i bambini della scuola insieme al prezioso contributo delle insegnanti è stato quello di immedesimarsi, partendo dalla lettura. La lettura è un racconto di una volpe che nasce e cresce in un bosco che un giorno subisce un incendio. E quindi il punto di vista per cui ci sarà nella mostra e nel racconto dei bambini troveremo il punto di vista del lombrico, del rospo, del serpentello, del riccio, di tutti gli animali, del cinghiale, di tutti gli animali che popolano, ma anche della pianta, del quercio, per esempio, no? Della quercia, dei vari elementi naturali che componevano il bosco del Montiferru. Ecco, siamo in tempi nei quali si scorre veloci e forse entrare negli occhi dell'altro e nel cuore dell'altro per impararne anche il linguaggio è un momento importante. Io ho sempre qualche difficoltà ad approcciare questo argomento perché l'uomo da troppo tempo cerca di rendere umani gli altri esseri viventi, soprattutto gli animali. Gli animali hanno bisogno di essere compresi per quello che sono, non elaborati con la nostra testa. Nel libro, per esempio, trasformati, sì. Nel libro, infatti, la volpe parla dell'incendio, racconta la sua parte di incendio ed è stato uno sforzo importante cercare di evitare di farla diventare un uomo. Lei doveva rimanere volpe e i bambini sicuramente nel raccontare il punto di vista del lombrico si sono sentiti lombrichi, non hanno guardato il lombrico e hanno pensato cosa avrà pensato lui, no? Si saranno sentiti lombrichi, che poi è la bellezza dei bambini, che possono essere tutto quello che vogliono, possono anche volare. L'associazione Effetto Palla compie 10 anni, 10 candeline in questo 2026 che
hanno segnato il passo e anche educato ad un certo tipo di attenzione nei confronti degli animali. Sì, sono stati 10 anni esplosivi, abbiamo fatto moltissimi progetti, tra questi progetti locali importanti, tipo campagne di sterilizzazione sulle gatte in tutta la Sardegna. Abbiamo sterilizzato quasi 2000 femmine, 2000 gatte, con naturalmente finanziamenti noi non ne abbiamo, noi 5 per 1000 le donazioni spontanee. Poi il focus dell'associazione è curare animali randagi, cioè senza portafoglio, gravemente feriti o molto ammalati. È una cosa che possiamo fare perché la nostra Onlus è nata all'interno di una struttura sanitaria, di cui io sono il responsabile, oltre che il presidente di Effetto Palla, e abbiamo messo a sistema tutte le cose che avevamo. Questo ci ha anche concesso di fare progetti internazionali che abbiano sempre come focus la cura, la sterilizzazione degli animali vaganti e randagi, al fine di contenere il problema del randagismo, che è un problema enorme in tutto il bacino del Mediterraneo e nel sud Italia molto 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 grave. È un'associazione molto strana. Cioè è un'associazione che è una Onlus, diventerà presto una fondazione, perché è operativa. A noi piace pensare che vogliamo imitare Medici Senza Frontiere, diventando i veterinari dei randagi senza frontiere, perché il nostro progetto è sempre solo quello. E queste sono delle situazioni che noi portiamo in giro nelle scuole di tutta Italia e anche oltre, perché il nostro interesse è, sì, certo, fare la parte, chiamiamola pratica, ma anche e soprattutto raccontare, parlare, includere. E i bambini sono certamente la cosa più bella, I trasmettitori di energia. Trasmettitori sani di energia. L'associazione vive di donazioni e con le donazioni si concretizzano delle possibilità in più per tutti gli animali, come li chiami tu, i rottami, che vengono aiutati, vengono curati, vengono assistiti. Sì, essendo noi una Onlus che si occupa di recuperare randagi feriti, i nostri sono quasi tutti pazienti ortopedici. E quindi attraverso una donazione liberale abbiamo messo su un progetto di fisioterapia in acqua per la riabilitazione dei randagi, ma anche degli anziani, eccetera, eccetera, eccetera. Un altro aspetto è la rete dei colleghi, no? La rete degli altri medici. Fanno parte della struttura. Che fanno parte della struttura e che condividono uno spirito di intervento, una visione dell'importanza della medicina animale. Sì, l'importanza della medicina animale si spiega soprattutto col fatto che è un lavoro che è vero che cura gli animali, ma cura gli affetti delle persone. Quindi il medico veterinario si trova a mezza strada tra il tecnicismo puro e lo psicologo è umano, e quindi è un lavoro bellissimo. Tutto lo staff aderisce a questa idea. Naturalmente sono necessari fondi per portare avanti questo tipo di attività e noi siamo sostenuti da un 5 per 1000 sempre cospicuo, che ci fa la prima Onlus in Sardegna per donazioni, non in campo animale, in Sardegna, e ci consente di fare tutti questi progetti e anche di essere organizzati, perché sono strutture complesse che hanno bisogno di personale specializzato. Beh, certo, i veterinari sono tutti specializzati, quindi ci si può aiutare con il 5 per 1000, che è questo, ma anche con delle donazioni liberali, perché va tutto in banca, esce tutto dalla banca ed è tutto accuratamente trasparente. Sì.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Shipping Generation si è aperta con i saluti istituzionali e una panoramica sul contesto nazionale ed europeo, con un approfondimento per le sfide e le prospettive di sviluppo dei porti in Sardegna. Affrontato i principali temi legati all'evoluzione del settore marittimo e dei trasporti, con particolare attenzione al ruolo strategico dei porti e della logistica integrata. Un ampio spazio è stato dedicato alle nuove navi e allo yachting di nuova generazione, con un focus sull'innovazione tecnologica e sui nuovi modelli sostenibili. La sessione centrale ha riguardato la transizione ecologica e la decarbonizzazione, esplorando le banchine e i terminal del futuro per le opportunità legate alla sostenibilità. Il dibattito è proseguito sul tema della continuità territoriale come elemento chiave per garantire mobilità, sviluppo economico e coesione sociale. La logistica integrata e l'intermodalità sono stati invece motivo di approfondimento per le sinergie tra i diversi cluster del trasporto. Un momento importante, frutto del lavoro di questi 3 anni di legislatura, dove abbiamo lavorato e ho lavorato proprio per riportare la Sardegna al centro del commercio marittimo e per trovare le soluzioni al nostro problema dei collegamenti e del caro prezzi, e anche riportare quindi investimenti sulla logistica. Infatti è importante la presenza di tanti operatori del cluster marittimo per dare risposte al settore imprenditoriale e commerciale sardo e trovare nuovi sbocchi commerciali non solo in Europa e in Italia ma anche nel Nord Africa. Sì, noi siamo qui oggi come Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera insieme all'ammiraglio Stella per appunto la nostra vicinanza al mondo armatoriale e alla portualità. Insomma è un momento importante, siamo molto felici di essere qui. Ammiraglio, in questi giorni c'è stato anche il bilancio della Guardia Costiera e in quel bilancio c'è anche ovviamente il trasporto marittimo, un bilancio positivo che comunque vede sempre l'attenzione H24 del Corpo. L'attenzione che non deve mai mancare, bisogna essere sempre molto attenti soprattutto all'aspetto sicurezza della navigazione e all'aspetto ambientale che sono i core business del Corpo delle Capitanerie di Porto.
Quanto è fondamentale divulgare anche questi tipi di messaggi alla popolazione che spesso non conosce il lavoro degli uomini della Guardia Costiera? È fondamentale, noi stiamo molto spendendoci proprio per cercare di essere più conosciuti e anche più apprezzati. Abbiamo lo scorso anno celebrato i 160 anni e abbiamo anche tenuto proprio a Roma il Forum delle Guardie Costiere Mondiali. È stato un momento importante che ci ha fatto comprendere come la Guardia Costiera italiana sia molto apprezzata nel mondo e forse un po' meno conosciuta a livello nazionale, quindi ci spenderemo tantissimo anche in questo campo. In chiusura le chiedo cosa si auspica, è l'inizio dell'anno, il lavoro sarà sempre intenso per arrivare poi all'estate che diciamo è la stagione calda per eccellenza in Sardegna. Qual è il suo augurio soprattutto per i suoi uomini ma anche per i bagnanti e la popolazione? Allora intanto auspichiamo che il lavoro aumenti contrariamente a quanti tanti possano pensare, perché questo significa che aumenta un'economia, soprattutto in un'isola quale è quella della Sardegna, aumenta l'economia, aumenta l'indotto, aumenta il benessere della cittadinanza, della collettività. Noi siamo pronti, siamo sempre più pronti per portare il nostro contributo anche come stimolo all'economia, sempre salvaguardando gli aspetti che sono di nostra specifica competenza. Una prima edizione con tanti protagonisti per parlare di quello che è un argomento sensibile, il trasporto, la navigazione, ma soprattutto le connessioni dalla Sardegna per la Sardegna e tutto il mondo. Sì, sicuramente è un evento a cui noi abbiamo creduto molto, è il primo in Sardegna. Inutile dire che noi crediamo che la portualità sia centrale nello sviluppo della Sardegna e soprattutto il focus sui porti come questo convegno sta facendo, quindi pensiamo che possano essere lavori molto interessanti. Sì, abbiamo visto che i panel che dureranno tutta la giornata spaziano dal trasporto ma anche tutto quello che è il discorso delle connessioni che sono fondamentali. Sì, sicuramente la Sardegna è un'isola e quindi le connessioni marittime sono fondamentali. Noi ci pregiamo di occuparci di una, solo merci, con soprattutto il sud della Sardegna, e crediamo che lì bisogna lavorare molto sia da un punto di vista infrastrutturale, quindi porti, che da un punto di vista poi dello sviluppo di questo traffico, perché un'isola può perdere i costi maggiori dell'insularità se ha dei sistemi di collegamento che funzionino. Nel fine settimana a Viareggio si sono festeggiati gli 80 anni dell'USSI, l'Unione della Stampa Sportiva Italiana. Una buona occasione per parlare con Francesco Moser del ritorno dopo 15 anni del Giro di Sardegna e con il bomber Marco Borriello, concittadino e grande amico del tecnico cagliaritano Fabio Pisacane, compagno di squadra in rossoblu. Il Giro torna in Sardegna, cioè il Giro di Sardegna, è stato presentato la scorsa settimana da Claudio Chiappucci e Fabio Aro. Che tipo di competizione ricorda, se lei pensa alla Sardegna? Io l'ho fatto solo 2 volte, avevo vinto una tappa quando ero campione del mondo a Nuoro ho vinto, e dopo facevamo la Sassari Cagliari, ma io facevo sempre la 6 giorni, subito dopo c'era il Sardegna e non andavo perché non ero neanche tanto preparato a fare il Giro di Sardegna, insomma, e sono andato tante volte, andavo solo a fare la Sassari Cagliari che si faceva un anno su, un anno in giù, insomma. Qual è l'augurio per il ciclismo sardo e per noi cronisti che lo raccontiamo? Il ciclismo può andare dappertutto, in Sardegna c'è stata una bella tradizione, abbiamo fatto anche un anno il campionato italiano, è partito anche il Giro d'Italia e poi si è fermato un po' tutto, speriamo che adesso venga un po' rilanciato, anche se, per dire, quando correvamo noi non ce n'erano corridori sardi. No? Io ho vinto una corsa dilettante a Sinai, sì. Che eravamo alla fine della stagione, abbiamo voluto che andassi lì a fare questa corsa. E l'hai vinta? E l'ho vinta. E quando sono tornato 20 anni dopo, ho trovato uno, c'ero anch'io a correre con te, faceva anche lui il contadino che faceva le vigne. Chi c'è adesso che le piace, che
ha qualcosa di un ciclismo che sa. Pogacar è imbattibile. Pogacar forse va troppo forte, perché le forze sono distribuite male, diciamo, perché ci vorrebbe un po' di competizione. Sai che quando c'è lui, se non vince, insomma... Tra gli italiani chi merita un cenno? Gli italiani, noi abbiamo Milan che ha vinto tante corse in volata, abbiamo Ganna che va forte, ci manca l'uomo delle corse a tappe. Adesso vediamo se Pellizzari o gli altri due che ci sono riusciranno a crescere, perché devono crescere per competere con quei 2 o 3 che sono davanti. Fabio Pisacane guida un Cagliari che è perfetta linea salvezza, cioè l'obiettivo che gli ha dato il club. Come lo vedi questo gruppo? Beh, direi che è partito benissimo, poi c'è stato un attimino l'assaggio della Serie A anche da parte di Fabio, della squadra, però come hai detto tu credo che sia in linea con le aspettative della società. Peccato per l'ultima partita che magari ha rovinato un po' le ultime 2, però io credo che, io dico sempre che la squadra rispecchia il carattere dell'allenatore. Al di là dell'amicizia che mi lega con Fabio, io credo che lui abbia dei valori umani importanti, è serio, è onesto, è lavoratore, ed è anche quella cazzimma, scusate il termine, come si dice a Napoli, per stare in un certo ambiente e secondo me può fare anche il salto di qualità tra qualche anno e ad ambire a qualcosa di più grande, non che il Cagliari sia, però di lottare per squadre che lottano per progetti importanti. Nella storia del Cagliari, da Bobo Gori a Gigi Piras, passando per Devi Suazzo, poi dopo Marco Borriello, c'è stato questo esploit di Piccoli, durato solo una stagione, manca un centravanti che la butti dentro. Intanto dimmi che ricordi hai del tuo periodo d'oro, 20 gol, 16 in Serie A, la scommessa vinta con Bobo Vieri. No, Cagliari mi ha fatto vivere un momento fantastico, peccato che ero a fine carriera e le ginocchia iniziavano a scricchiolare, però a livello umano ho avuto un'accoglienza meravigliosa, a livello sportivo anche, ho conosciuto una città stupenda, un clima fantastico, anche quello mi ha aiutato molto, il clima meteorologico intendo. Col senno di poi magari potevo finire la carriera lì. Forse anche un po' di solitudine, ecco, mi ha portato a cambiare, perché non avendo una famiglia, non avendo una compagna, mi ritrovavo un po' solo, no? E allora forse anche quello è stato, a volte ci penso, dico però potevo rimanere lì e finire la carriera, poi ho cambiato, però siamo tutti bravi col senno di poi, però grande ricordo della società, del popolo cagliaritano, e veramente lo seguo sempre con grande affetto. Senti, c'è un rimpianto nella tua carriera? Lo dico sempre, rimpianti, io fin da bambino sognavo di giocare in Serie A, sognavo di giocare in nazionale, forse segnare con la maglia della nazionale è un rimpianto, perché ho fatto gol ovunque, tranne che con la maglia della nazionale, però diciamo che poi tirando le somme sono stato un privilegiato, un fortunato e mi va bene così. Auguri a Marco Borriello dalla Sardegna. E in bocca al lupo a voi, e forza Cagliari, forza Casteddu. Filippo Volandri, abbiamo ricordato per questi 80 anni dell'Unione Stampa Sportiva Italiana che nel 2003 tu in campo con la racchetta si giocava per non finire nel secondo raggruppamento e c'era uno spareggio con lo Zimbabwe. Adesso guidi un gruppo che ha 5 giocatori, 2 tra i primi 5 al mondo e altri 5 tra i primi nella top 50, e tu hai vinto 3 volte di fila la Coppa Davis. Cosa spaventa di questo enorme successo? Ma insomma, come abbiamo detto, di non perdere l'opportunità di poter lavorare ancora e di poterci migliorare ancora, che è quello che vogliamo fare. È vero che abbiamo vinto 3 Davis consecutive, ma l'obiettivo è quello di migliorarci ancora e non necessariamente dipende da alzarla ancora una volta, però i feedback che abbiamo dai ragazzi, il mettere i ragazzi in un ruolo di responsabilità verso i più giovani,
l'abbiamo fatto con gli allenatori in primis, lo facciamo con i giocatori poi, ma è quello di costruire ancora dei giocatori nuovi che stanno arrivando. Io nella mia gestione di 5 anni ho fatto esordire 6 giocatori nuovi, poi non necessariamente sono stati quelli che hanno giocato le finali di Coppa Davis, e quella è la parte bella. Tanti giocatori nuovi, tanti giocatori giovani e protagonisti diversi. Ecco, il Presidente Binaghi insiste sul fatto che il modello Tennis Italia e Padel, poi il fratellino più piccolo, il modello Tennis e Padel stia crescendo in maniera straordinaria. Come si arriva ai tennisti, ai padellisti di domani? Quindi dalle scuole, lui diceva dobbiamo entrare in maniera precisa dentro le scuole dell'obbligo. Per te come si fa? Qual è il messaggio che mandi? No, sicuramente entrare nelle scuole è una parte importante. Nella scuola abbiamo ancora tanto margine per migliorare e poter dare uno spazio sempre più grande allo sport, a prescindere da quale sport si pratichi, però quello è fondamentale. Lavorare con i ragazzi, lavorare non solo sulla parte tecnico-tattica o fisica dei ragazzi, ma lavorare anche con un dipartimento di psicologia che la federazione da diversi anni ha istituito proprio per lavorare nella loro salute, nell'aspetto motivazionale e nel loro benessere. Quindi abbiamo giocatori che se stanno bene con loro stessi, ma come noi, se stiamo bene con noi stessi, poi performiamo meglio, e abbiamo la fortuna di poi avere dei giocatori che ci danno dei messaggi positivi. Io, una delle parti che ci rende più orgogliosi quando rientro dalle Davis, a prescindere dal risultato, è quanto sono bravi questi ragazzi, ed è vero, perché sono ragazzi che stanno bene insieme, che trasmettono messaggi positivi, ed è quello uno degli obiettivi che abbiamo. Direi che una delle icone nel trasmettere messaggi positivi sia Yannick Sinner. Cosa c'è dietro questo giocatore che, parole di Angelino Binaghi, sarebbero tutti lieti di avere per genero, per amico del proprio figlio? Cosa c'è dietro Yannick? C'è la semplicità, c'è la cultura del lavoro, c'è una famiglia che ha lavorato molto bene sul proprio figlio, ci sono tutte le persone che lo hanno accompagnato in questo viaggio e noi ne facciamo parte. C'è un giocatore che non guarda il risultato ma guarda il miglioramento, e uno dei più grossi insegnamenti che possiamo trasmettere ai più giovani è di non fermarsi al risultato ma guardare quanto uno migliora. Quello è il vero obiettivo, è il vero target. Ma non c'è solo Yannick, l'abbiamo visto anche nella pausa che Yannick è stato costretto ad avere, quanto si sia parlato ancora di tennis, lo abbiamo visto in Davis, che anche senza Yannick o senza Musetti il raggiungimento di un grandissimo obiettivo, quindi siamo fortunati. Yannick è sfidante di se stesso. Sì, è vero, ha sempre bisogno di fare una gara con se stesso per sentirsi migliorato, e questo è il motore che poi lo porta a essere così veloce nel miglioramento. 80 anni del Lussi festeggiati a Viareggio, Giancarlo Antonioni, una presenza di pregio. I giornalisti con te come sono stati? Come siamo stati? Si collaborava, diciamo positivi e qualcuno anche negativo, però fa parte di questo mestiere. Però devo dire, i giornalisti mi hanno aiutato a crescere, mi hanno aiutato a migliorare le mie performance, mi hanno aiutato a migliorare anche le conoscenze, perché prima, negli anni in cui abbiamo giocato noi, ho giocato io negli anni 70-80, non c'era, diciamo, questa richiesta di stampa, di televisione, e quindi i giornalisti che ti elogiavano sicuramente vi hanno privilegiato. Com'è cambiato il calcio? È cambiato tanto e molto. Ai tuoi tempi ci si poteva parlare a bordo campo, dopo l'allenamento adesso è complicatissimo. Sì, in effetti è cambiato anche il rapporto giornalista-giocatore, bisogna fare tante trafile prima di arrivare a un giocatore, e questo non è giusto nemmeno che il giocatore non abbia contatto col tifoso. Quindi sono varie situazioni che prima erano concesse e oggi il giocatore passa, diciamo, come un attore che quasi intoccabile, invece non è giusto, soprattutto per i tifosi, non per altre cose. Il canottaggio e l'atletica che ha scritto pagine indelebili nella storia dello sport, nella storia del Lussi che li ha raccontati, sono due campioni che hanno mostrato intanto quella tempra di chi sa vincere senza stravincere, o meglio, hanno una qualità umana che li ha portati avanti, che è arrivata ancora prima dei loro successi e delle loro performance. Inizio da te, Filippo, stai lavorando per quale obiettivo adesso? Quest'anno ci sono i campionati europei ad agosto, quindi l'obiettivo è quello, sto lavorando tanto, molto bene, la stagione inizierà a maggio con i campionati del mondo di staffetta
e quindi diciamo che sta andando tutto per il meglio. Faccio gli scongiuri, non inquadratemi che faccio tutto quello che devo fare, perché sta andando molto bene, quindi sono molto fiducioso. Bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie Crepi. Allora Stefano, dopo le Olimpiadi di Parigi, la laurea, un aver resettato e un aver guardato al futuro, cosa ti aspetta nel 2026? Allora, sicuramente il 2025 è stato un anno diverso dal solito, un po' meno preparazione dal punto di vista sportivo e un po' più per il resto della vita, ma quest'anno ho ripreso gli allenamenti e punto a fare qualcosa di nuovo. Non so, sto valutando il beach sprint e vediamo se potrà essere una buona strada per il futuro. Gli 80 anni dell'Ussi qui a Viareggio, qual è l'auspicio per i giovani giornalisti e anche per i giovani sportivi? Allora, per i giovani giornalisti io mi auguro che riescano a seguire la strada dei giornalisti che mi hanno accompagnato in tutta la mia carriera, perché Lucy per prima è stata sempre al mio fianco e mi ha supportato, a volte anche sopportato in tutto il mio percorso. La stessa domanda per te Filippo, cosa auguri a un giovane giornalista, uno che si avventura a narrare quelle che sono le imprese dell'atletica? Beh, diciamo che in questo mondo sempre più digitale e veloce il mio consiglio potrebbe essere quello di pensare quando si scrive un pezzo, quando si racconta qualcosa, un po' alla passione che ti ha portato fin lì e magari non semplicemente a quello che può essere il click dovuto a magari un titolo o qualcosa che cattura l'attenzione, ma metterci tanta passione nel raccontare tutto lo sport. Senti Filippo, tuo nonno, tuo padre su Tempio hanno costruito quella che era una piccola grande dinastia e queste radici galluresi. Glielo mandi un saluto ai nostri telespettatori? Sì, ma poi io, anche se sono a Monza, sto sempre collegato tra virgolette con la Sardegna, sto vedendo anche la stagione del Tempio, della Torres, che purtroppo quest'anno non sta andando molto bene, e anche un po' del Cagliari, della Dinamo. So che poi magari tra di loro le tifoserie e le squadre non vanno tanto d'accordo, però io amando tutta la regione seguo un po' tutto lo sport sardo, quindi volevo fare un grande in bocca al lupo a tutti gli sportivi sardi. Perfetto. Tu lo mandi un saluto alla tua zona, all'Oristanese, insomma, Santa Caterina di Pitiruri, il Sinis. Assolutamente sì, mi associo a quello che ha detto Filippo e diamo un grande in bocca al lupo a tutti gli sportivi sardi. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it.
Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo mulino, nuove farine. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Dalle sale di San Manifattura a Cagliari fino al Miami Art Week 2025, il progetto Gods of the Digital Age di Domenico Fragata in arte TEM racconta l'ascesa delle nuove divinità nate dall'incontro tra il mito classico e l'intelligenza artificiale. Le divinità di TEM, neoarchetipi digitali ispirati al Pantheon greco-romano, riflettono una condizione umana sospesa tra il passato e il futuro, in una transizione verso il techno-sapiens. Le esposizioni non sono solo una serie di immagini digitali, ma un dispositivo di riflessione collettiva, uno specchio algoritmico in cui la società contemporanea è chiamata a riconoscere le proprie nuove mitologie, mentre il confine tra umano e tecnologico diventa sempre più sottile. Il progetto nasce, come dicevo, qui a Cagliari e pian piano inizia ad evolversi. Cosa succede? Dalla creazione delle immagini inizia un percorso musicale nel quale praticamente con un artista di musica elettronica che si chiama Sadolo abbiamo iniziato a costruire un soundscape della mostra e quindi da prettamente visuale il progetto inizia a diventare anche musicale. Ad oggi è proprio uscito un disco che si chiama Gods ed è anche su Spotify ad opera di Sadolo, che è una collaborazione che abbiamo. DEM è un progetto artistico e filosofico che ho creato insieme ad altri miei colleghi di Oli Club, nel quale abbiamo cercato fin dall'inizio di creare un'interazione con la macchina e di stabilire un percorso di co-creazione con l'intelligenza artificiale. Io sono il fautore, la mente e spesso anche le mani di questo progetto, ma senza i miei colleghi, senza quello che è stata l'interazione con diversi strumenti di intelligenza artificiale, senza l'aiuto di programmatori, musicisti e altri artisti e tecnici, questo progetto non sarebbe mai esistito. Si chiama DEM proprio per questo, il significato di DEM è loro e mi piace che ci sia questo nome per spiegare come io da solo non sarei stato in grado e non è la natura del progetto quella di essere un progetto singolo, ecco, è un progetto di co-creazione sia con umani che con macchine e l'idea è quella di togliere un po' il concetto di autorialità singola ma di creare un concetto di autorialità diffusa nel quale comunque nessuno può dire veramente questa cosa l'ho fatta io, perché un io non c'è in questo progetto, c'è un loro in cui sicuramente c'è un coordinamento che è il mio, ma io non posso dirmi a tutti gli effetti l'autore di tutto quello che viene fatto, perché tutto è sempre frutto di un progetto e un'evoluzione co-creativa. Prendendo spunto da questo percorso di Domenico Fragata, che dalla Manifattura Tabacchi di Cagliari è approdato in Florida nel pieno della Miami Art Week 2025, dove le sue opere sono state presentate in dialogo con la scena internazionale dell'arte digitale, vediamo insieme questo progetto che impazza in rete da alcuni giorni, con il quale, utilizzando l'intelligenza artificiale, si dà audio e movimento alla Cagliari dell'inizio Novecento.
In apertura di questo terzo appuntamento del 2026, Panorama Sardo, dopo aver approfondito un progetto pilota pedagogico dell'Oristanese legato alla scuola primaria, adesso focalizza l'attenzione sulle superiori e sul perché gran parte degli studenti sardi scelgono di non completare il loro percorso all'università. I nostri inviati Nanni Di Cesare e Mirko Cocco sono andati a curiosare nel Medio Campidano all'Istituto di Istruzione Superiore Michelangelo Buonarroti di Guspini, dove era in programma, in collaborazione con il Comune, l'evento formativo Open Day Enel per il progetto Energie per la Scuola nell'ambito delle collaborazioni o iniziative formative legate alla rete Enel territoriale. Vediamo cosa hanno scoperto. Un tour per le scuole della Sardegna, l'istruzione di base, la partenza, ma oggi c'è necessità anche di molte figure che, pur volendo non proseguire gli studi con l'università, c'è una sorta di concetto che il reclutamento da parte delle aziende che potrebbe portare queste persone ad affrontare la vita da presto con un lavoro, diciamo che sta diventando di tendenza. Sì, ma è un ottimo segnale secondo me, perché indica da parte dei ragazzi e dei ragazzi della scuola una maggiore coscienza di quale possa essere la strada più opportuna da prendere per costruire le loro vite da adulti. E in questo il nostro progetto può dare una mano. Ci sono delle aziende che già operano in Sardegna che potranno, dopo questi incontri, avvalersi anche di una sorta di reclutamento che voi avete già sperimentato. Esatto, lo sperimentiamo ormai da 5 anni, questo è il 5º anno, l'abbiamo sperimentato in più di 100 scuole. E questo progetto, che si chiama Energie per la Scuola, è importante proprio perché crea un ponte tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. In particolare il mondo del lavoro è quello di queste imprese che sono quelle dell'indotto di Enel nel settore della rete di distribuzione elettrica. Diciamo che comunque forse è la parte ormai più importante, cioè la ricerca di personale specializzato, non solo del laureato, ma bensì anche di quello che va a affrontare il traliccio, che va a affrontare una scatola di deviazione, di derivazione, riveste, cioè insomma senza i denti non serve neanche il pane. Certo, questa, senza addentrarmi nei dettagli, è una carenza storica nel nostro paese. Questo progetto cerca di dare una mano a superarla, perché queste figure sono importantissime, non solo per l'indotto Enel e per Enel, non solo per le imprese a cui Enel in qualche modo ha delegato questo tipo di attività, ma per tutto il sistema elettrico, quindi, e lasciatemi dire, anche per tutto il sistema paese. In questi giorni che è stato in giro per i vari istituti ha trovato, diciamo così, disponibilità, interesse? Ho trovato disponibilità totale da parte delle scuole, posso dire dal territorio in senso più vasto. Ho trovato interesse da parte dei ragazzi, ovviamente non sempre da parte di tutti i ragazzi. Questo è un progetto che in realtà mira a selezionare quei ragazzi che potranno andare avanti nel modo migliore in questa strada. E sono certo però che il progetto darà ottimi risultati. Questo si coglie già alla fine dell'Open Day. Si coglie quando alcuni ragazzi, che possono essere 10 o 20, si avvicinano, chiedono, vogliono. Già prima hanno fatto delle domande interessanti, ma poi quando è tutto finito potremmo andare via. Rimangono per 10 minuti, 15 minuti, vogliono conoscerci meglio, hanno altre domande, ci chiedono anche particolari più concreti. E si capisce quindi che in quel caso siamo riusciti a interessarli e abbiamo fiducia nel fatto che in questi casi questi ragazzi potranno intraprendere questo percorso. Grazie mille, è importante anche per la Sardegna perché comunque bene o male è nell'immaginario è un po' sottosviluppata in questo senso, quindi c'è sempre bisogno di collaborazioni, soprattutto partendo dalla base. Sì, beh, certo, è una di quelle regioni in cui può esserci il problema
della disoccupazione giovanile anche in questa fase storica, anche il problema del fatto che poi c'è occupazione soprattutto in certi settori e non in altri. E noi siamo molto soddisfatti come Enel di patrocinare e organizzare questo progetto che cerca di ovviare, in tutta Italia in realtà, alla situazione della ricerca di un posto di lavoro da parte dei giovani, un posto di lavoro che tra l'altro offre ottime prospettive di crescita da tutti i punti di vista e quindi, come forse ho già detto, di creare questo ponte tra mondo della scuola e mondo del lavoro in un settore, il settore della rete di distribuzione elettrica, che sì, che è il futuro, che è un'infrastruttura fondamentale per il futuro di tutto il sistema paese. Quindi questo è un progetto in cui si fa in qualche modo l'interesse dei ragazzi, li si aiuta a costruirsi una vita da adulti, una vita che potrà dare loro grandi soddisfazioni e anche grande stabilità e solidità e crescita professionale e tecnica. Aiuta anche le scuole in qualche modo a compiere al meglio una loro mission, che è quella di accompagnare i ragazzi anche al di fuori della scuola in qualche modo, nella vita, sì, nella vita post diploma. E aiuta le imprese dell'indotto di Enel, e aiuta l'Enel, aiuta tutto il settore elettrico, quindi come dicevo aiuta tutto il sistema Italia. La scuola ha il dovere di formare i giovani e dargli una possibilità, una prima base di istruzione, però poi rimane il problema del lavoro, dove andiamo a lavorare? E queste aziende, in questo caso oggi l'Enel, si prende la briga di venire a trovarvi, a incontrare e fare delle proposte ai giovani per poter poi essere inserite in un eventuale percorso post istruzione dove si può andare a lavorare. Con che spirito l'affrontano i vostri ragazzi? Sono molto interessati sia quelli che sono già all'interno della scuola, infatti io qui affianco due angeli custodi che ci aiutano, perché comunque li indirizziamo già al mondo del lavoro, ad acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro, e aiutare all'Open Day consente proprio di fare questo, acquisire competenze che poi gli serviranno anche in futuro, comunicare con le altre persone, rapportarsi con gli adulti. Realtà economiche. Esatto. E poi per quanto riguarda questo incontro con l'Enel, anche questa è una grossa opportunità, infatti oggi incontreranno i ragazzi delle quinte per dargli un'altra opportunità. Ecco, i vostri ragazzi quando escono dal vostro istituto hanno un diploma, ce ne sono diversi. Sì, hanno un diploma tecnico, quindi un diploma che può essere già spendibile all'interno del mondo del lavoro. Abbiamo anche qualcuno che vuole proseguire all'università, però molti trovano lavoro anche in tempi relativamente brevi, semplicemente col diploma, perché come ci dicono spesso anche i telegiornali e la TV, i tecnici sono figure che servono. Quindi a noi anche quando andiamo a fare orientamento spingiamo molto su questa cosa, sul fatto che c'è una carenza di queste figure, che quindi è importante formarsi in questo ambito. Ci sono come adesioni, come vengono? Perché molte volte c'è un po' di superficialità. Allora, diciamo che superficialità un pochino sì, perché a 13 anni scegliere cosa fare nel futuro è complicato e non sempre la scelta è quella giusta, però allora in questa scuola, soprattutto in questo plesso dove siamo oggi, ci sono 5 diversi indirizzi di studio, quindi magari anche se sono un po' confusi, come stiamo facendo oggi, abbiamo l'orientamento delle seconde verso la terza, quindi per scegliere proprio quale di questi 5 è quello che fa più per loro. Quindi cerchiamo di orientarli non solo in ingresso ma anche durante gli anni di studio per vedere cosa può interessargli di più. Le donne dicono sempre che sono un po' sfavorite, vengono pagate meno, vengono considerate meno. Quanti siete qui di donne in questo istituto, i tuoi colleghi? Allora, in questo istituto come donne siamo un po' meno rispetto ai maschi, però non troviamo particolarmente differenza, siamo abbastanza uniti a prescindere che siano maschi o femmine. Cosa ti piacerebbe fare da grande? Allora, a me piacerebbe proseguire gli studi, quindi fare un'università, però tuttora io studio in quarta e non ho ancora le idee ben chiare, ho bisogno di chiarirmi un po'. Di fronte a un'offerta di lavoro, a prescindere dalla carriera universitaria o meno, adesso, con il tuo cervello di adesso, verso dove andresti?
E mi piacerebbe proseguire sia quello che sto studiando, quindi sia il corso informatico e commerciale, però mi piacerebbe anche sperimentare un po', perché comunque questa scuola dà una formazione generale e ampia, non si focalizza esclusivamente su quelle materie. E in casa tua come la vedono una ragazzina, una signorina che vuole fare carriera da studentessa? E mio padre è molto contento di questa cosa perché anche mio fratello si è diplomato qua e adesso sta studiando, proseguendo questi studi. Continuare con l'università, andare avanti con l'università, oppure se ti fanno una proposta di un corso formativo e dopodiché un posto di lavoro? Non so se sia la scelta più giusta, ma probabilmente un corso di lavoro, cioè ispiro di più a quello forse. Cioè che quando lavoriamo noi di trovare già un'avanguardia un po' più avanzata a quella che c'è adesso. I vostri ragazzi come prendono questo incontro con la realtà che potrebbe portarli ad avere anche un lavoro subito dopo il diploma? Molto bene, molti dei nostri ragazzi non hanno grande passione per lo studio e quindi vagliare l'ipotesi di una facilità lavorativa che in questo momento c'è, almeno per alcuni tipi di diploma che noi offriamo, per i ragazzi è un'alternativa molto allettante e quindi tutte le attività che implicano rapporti col mondo del lavoro loro le prendono molto positivamente. Per la sua esperienza, come questi giovani, in che maniera possono vedere questa possibilità, cioè diciamo cotto e mangiato, cioè finito di studiare vado a lavorare? Allora, loro sono molto positivi, loro vogliono l'autonomia economica e quindi avere la possibilità di guadagnarsi soldi e spenderli senza dover andare a compromessi, chiaramente li interessa molto. I ragazzi che appena diplomati lavorano subito sono veramente tanti. Avete già partecipato ad altre manifestazioni tipo questi Open Day in collaborazione con aziende nazionali? Allora, ne abbiamo fatte diverse. Ieri, ad esempio, eravamo al secondo salto del Flumendosa, sempre dell'Enel, perché anche lì volevamo far vedere, volevamo anche dare agli studenti un'ulteriore opportunità. Gli hanno spiegato anche cosa fare per entrare lì. Istituto professionale, quindi già diciamo un'infarinatura, un'apertura verso quello che potrebbe essere un'applicazione sul lavoro, però oggi sta prendendo di moda anche il fatto che aziende, in questo caso l'Enel, ma che si dà da fare anche per altre aziende che già operano in Sardegna, di poter presentare la possibilità di un domani avere un lavoro. Come la recepiscono i vostri ragazzi? Allora, diciamo innanzitutto che in questi ultimi anni è cambiata la modalità di reclutamento del personale da parte delle aziende. Mentre prima i ragazzi, come uscivano dalla scuola, mandavano il curriculum, adesso sono le aziende che vengono a scuola e fanno proprio dei veri e propri job day, delle giornate intense per presentare le proprie aziende e quello che può essere anche l'opportunità lavorativa nel mondo del lavoro, e non solo in Sardegna, ma parlo anche a livello nazionale e anche a livello europeo. I vostri ragazzi come reagiscono? C'è interesse? Sì, l'interesse è molto molto positivo, anche perché comunque loro garantiscono innanzitutto delle cose basilari che sono l'assicurazione sul lavoro, la sicurezza sul lavoro, uno stipendio adeguato ai tempi e in più tutta una serie di garanzie che magari in altre piccole aziende o in altre piccole realtà non trovano. Proprio gli operai specializzati e i tecnici specializzati, manca proprio questa realtà, e non solamente parlo della Sardegna ma anche a livello nazionale, mancano proprio queste figure e più si va avanti e più queste figure mancheranno, quindi giustamente le aziende hanno visto lungo e stanno cercando di sopperire a quello che poi sarà la vera realtà, la mancanza di personale specializzato. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte miele, ciocco-fette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. La 38esima America's Cup Louis Vuitton, la più importante competizione velica al mondo, per la prima volta in Italia partirà da Cagliari e ora per la fase preliminare c'è anche l'ufficialità delle date. L'evento, presentato nel capoluogo sardo alla presenza del ministro dello sport Andrea Bodi, è in programma dal 21 al 24 maggio. Intanto è la conferma del riconoscimento di tutto il valore e le capacità di ospitalità, di eccellenza ad ampio spettro della Sardegna, che è una regione meravigliosa, quindi qui è sempre intrigante tornare e offrire appunto opportunità, come ci eravamo ripromessi anche con il presidente Todde l'ultima volta che ci siamo visti pochi mesi fa, e ne avremo ancora altre, perché credo che la Sardegna per tutte le discipline sportive è una scenografia meravigliosa a livello internazionale. È l'inizio del percorso dell'America's Cup, questa è una tappa preliminare. Ci fa piacere peraltro venire qui perché è la casa di Luna Rossa, e quindi senza dire nulla, perché poi saremo sottoposti anche alla critica della scaramanzia, però è del tutto evidente che noi ospitiamo in Italia America's Cup e anche questa tappa perché i neozelandesi che difendono il titolo ci hanno scelto, ma proprio perché sapete che decide il team che vincerà l'America's Cup, dove ci saranno anche le prossime edizioni. Noi auspichiamo che questo passaggio su Cagliari sia di buon auspicio per la nostra sfida, la sfida italiana. Beh, sicuramente Cagliari è il Golfo degli Angeli è uno dei posti iconici nel mondo per la vela, sia per la tecnica, sia per la bellezza, sia per i venti. È molto, molto bello pensare di ospitare in Italia l'America's Cup nel 27 e pensare di poter partire per l'America's Cup proprio da Cagliari, che sia l'avvio. Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, credo che sia una splendida giornata oggi, una grande presentazione per un sogno che abbraccerà poi comunque coinvolgerà tutta l'Italia, che è un giorno che parlerà di blue economy, di mare, di tecnologie, di ambiente, parlerà ovviamente di sviluppo, di indotto, di turismo, quindi noi ne siamo estremamente orgogliosi come Sport e Salute di essere a fianco del governo, di essere a fianco della Regione Sardegna per permettere
al suo capoluogo a Cagliari di esprimere, come dire, l'inizio di questa nuova avventura italiana nel migliore dei modi. Sì, è finalmente la dimostrazione che la Sardegna può partecipare ai circuiti internazionali più importanti, che può essere protagonista nel mondo sportivo e credo che il Louis Vuitton Cup, di cui tanto si è parlato anche all'inizio del mio mandato, sia veramente un traguardo importantissimo. Sarà una vetrina eccezionale che proietterà la Sardegna all'interno di un contesto internazionale, uno dei più importanti e che veramente sarà di buon auspicio considerato anche dove siamo oggi, nella sede di Luna Rossa che da 12 anni, lo voglio ricordare, ha investito sulla Sardegna. Quindi credo che sarà un passaggio importante, sarà soprattutto un passaggio per dimostrare che noi possiamo essere in grado di reggere questo tipo di competizioni, di essere parte di organizzazioni complesse, di farla a testa alta con la nostra natura bellissima, le nostre possibilità anche dal punto di vista del mare che sono incredibili, e sarà un'occasione per dirlo a tutto il mondo. America's Cup a Cagliari, una opportunità. Un grande evento, un mezzo miracolo, non solo quello di averla portata a Cagliari, ma quello di aver tenuto riservata la notizia per 8 mesi di trattative davvero complesse, trattative di tipo internazionale, con operatori che sono abituati a operare con gli stati e non con le regioni. Quindi diciamo che è stato un successo aver mantenuto la riservatezza di una trattativa così complessa. Riteniamo che sia una grande opportunità per la Sardegna, non solo per Cagliari, perché candida la Sardegna ad avere una visibilità internazionale fortissima. È uno degli eventi che ha il maggior numero di telespettatori dopo i mondiali di calcio. E non temono neppure il fuso orario, nel senso che ci alzavamo alle 3 del mattino quando si svolgevano ad Auckland. È un'opportunità per candidare la Sardegna a svolgere attività velistiche di livello altissimo, già le svolge, la Rolex Cup, quest'anno abbiamo assegnato 6 titoli mondiali, e per noi è un investimento. Questo riteniamo che la Sardegna abbia un ritorno economico diretto già sulle casse regionali immediato. Ma diciamo che ovviamente Cagliari è la nostra città da 10 anni, no? Il nostro campo di regata, di allenamento, e oggi è una giornata importante per la Sardegna, per Cagliari, per i cagliaritani, per i sardi e per lo sport della vela, perché comunque sarà un evento importante, il primo evento di questo ciclo di Coppa America, e quindi noi come chiamiamoli padroni di casa siamo felici e onorati che il primo evento sarà qua. Sarà un evento internazionale, quindi si dovrà lavorare per far sì che tutto avvenga al meglio, ma credo che la squadra che sia stata messa in piedi dalla Presidente, dall'assessore Cucureddu e tutto il gruppo di lavoro, sono certo che farà un gran lavoro e farà vedere insomma il meglio di quello che può dare la Regione Sardegna e Cagliari. Dovremmo arrivare preparati e fare un errore meno degli altri, però è evidente che il fatto di regattare in casa sarà una responsabilità in più, ma allo stesso tempo sarà uno stimolo in più per fare ancora meglio. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it.
Remosa, in attività in Sardegna dal 1955, oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E anche questa settimana siamo in chiusura di trasmissione e ne approfittiamo per una presentazione che interesserà gran parte della popolazione. Parliamo di INPS, parliamo del nuovo direttore regionale Edoardo Varano, che arriva in Sardegna per sostituire Francesco Ciro Di Bernardo, che è stato spesso ospite della nostra trasmissione, così come è capitato con tutti i direttori, perché noi vogliamo essere molto vicini alla fonte di reddito più importante dell'isola, l'INPS. Benvenuto direttore, da dove arriva Varano? Innanzitutto grazie per l'accoglienza, grazie per il benvenuto. Io arrivo da Roma, sono romano di origine, ho una carriera in direzione generale lunga, sono stato in diverse direzioni di prodotto, dalla direzione centrale ammortizzatori alla direzione centrale pensioni, dove ho ricoperto il ruolo di vicario, e da ultimo sono stato vicario della direzione centrale entrate. Questa è la mia prima esperienza come direttore regionale e sono molto contento ed onorato di essere il direttore regionale della Sardegna. Ecco, io leggo che lei ha grande esperienza e ha fatto tanti interventi da Cuneo a Caltanissetta per raccontare qual è il rapporto tra l'INPS e l'area datori di lavoro. Di che cosa parliamo? Allora, io proprio nella mia ultima esperienza alla direzione centrale entrate ho seguito tutta la parte degli esoneri contributivi e in particolare i rapporti poi con i datori di lavoro, quindi su questo anche i rapporti con gli stakeholder, e quindi da qui poi le conferenze che ha trovato appunto sui siti internet, perché è stato importante in quella fase anche questo confronto con tutti gli stakeholder, con tutti gli attori, perché penso che sia nella dinamica dell'INPS questa vicinanza anche con gli interlocutori a tutti i livelli. Francesco Ciro Di Bernardo, che Sardegna le ha raccontato facendo il passaggio delle consegne? Beh, mi ha parlato della Sardegna in maniera entusiasta e quindi da questo punto di vista mi ha lasciato, come dire, il testimone e la voglia di fare bene, di continuare sul suo percorso e ovviamente cercare, visto la mia esperienza con la direzione centrale, anche di avvicinare i due mondi, quindi di fare in modo che l'INPS della direzione regionale possa dialogare in maniera proficua con dei progetti, con delle interazioni anche con la direzione centrale dell'INPS, dove ho lavorato per tanti anni. L'ultimo atto di Ciro Di Bernardo è stato quello di accompagnare la Regione Sardegna in un primo passo che riguarda la soluzione di un grande problema, che è quello del riconoscimento dell'invalidità civile, che aveva ritardi incredibili. Beh, su questo, questa è una questione che ha visto la Sardegna in sperimentazione, quindi ovviamente su questo ci saranno delle novità anche sul 2026, perché stiamo andando avanti in dialogo costante con i colleghi di Roma che hanno la direzione di questa operazione, ovviamente questa legge che ha cambiato completamente, semplificando anche il paradigma e la struttura, e quindi
ci faremo trovare pronti anche per il proseguo dell'attività 2026. È un'attività che vede la Sardegna in un momento di transizione, è una regione con pochi abitanti, con una superficie gigantesca. L'INPS rimarrà sulle sue posizioni o ci sono progetti per il futuro? Allora guardi, l'INPS deve comunque assicurare una vicinanza ai cittadini. Oggi abbiamo più strumenti per assicurare questa vicinanza. Dobbiamo calibrare tutte le situazioni e dobbiamo soprattutto utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, perché oggi abbiamo qualche strumento in più, qualche metodo in più e dobbiamo fare in modo che tutto venga utilizzato per arrivare all'obiettivo principale, che è una vicinanza dell'istituto alle persone. Ci avviamo alla conclusione della nostra chiacchierata. Nella sua lunga esperienza a Roma ha visto cambiare tante cose nel mondo INPS. La modernizzazione ha portato sicuramente una riduzione dei tempi, una riduzione dei costi, ma il personale dell'INPS si sta adeguando come età media? Allora, su questo noi abbiamo avuto dei nuovi concorsi che ci hanno portato delle immissioni di giovani, di ragazzi con tanta voglia di fare. E questo secondo me è importante perché in una grande struttura come l'INPS il ricambio generazionale è importante. Come tutte le grandi strutture poi giochiamo sui grandi numeri e questi vanno poi gestiti di volta in volta, però penso che l'innesto di nuove professionalità poi vengano anche formate e accompagnate dagli esperti di materia sia sicuramente un valore aggiunto. Auguri dottor Varani. Grazie mille, grazie davvero. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.